3 di aprile, Fieste de Patrie dal Friul. Buonasera e ben trovati a questa nuova puntata di Elettroshock che dedichiamo a questa giornata così importante per la nostra comunità. Racconteremo perché la data del 3 aprile è importante per il nostro territorio, ma a scanso di equivoci sappiate che non ci trasferiremo nel passato, o per meglio dire partiremo dal passato ma guarderemo assolutamente in avanti, verso il futuro. Peraltro faremo anche una capatina nello spazio durante la puntata di questa sera di Elettroshock. E allora non c'è tempo da perdere, vado subito a presentarvi gli ospiti che sono con noi qui questa sera. Parto salutando e ringraziando per la sua presenza William Cisilino, direttore dell'Arlef. Buonasera e grazie per essere tornato qui con noi. Arlef che sappiamo curare la regia degli eventi legati alla festa della patria del Friuli, ma questa sera abbiamo in studio un bel gruppetto di giovanotti, spero davvero che in tanti di voi già li conoscano. Per chi non li conoscesse, questa è una bella occasione per entrare in contatto con il loro mondo. Allora, intanto li presentiamo, sono Desiree Chiappo, Federico Job e Mattia Cantarutti, così li abbiamo presentati in ordine, e sono una rappresentanza dei ragazzi del canale YouTube Yupaltubo. Se non avete ancora curiosato in questo canale YouTube, fatelo, perché troverete tanti contenuti interessanti, divertenti, appassionanti, davvero di ogni genere, e entrerete in contatto con questi ragazzi che davvero ci mettono del loro. Qual è la particolarità? Beh, come capita nei canali YouTube, è un modo, insomma, per raccontarsi, per raccontare delle proprie giornate, le proprie avventure, le proprie passioni, magari anche qualche disavventura ogni tanto, per raccontare ciò che appassiona, per raccontare ciò che si ama, a partire anche dal proprio territorio. La peculiarità è che la lingua utilizzata per comunicare tutto questo è la lingua friulana, il friulano, la marilenghe. Prima di andare avanti, però, pregherei la regia di mandare in onda un breve contributo che ci presenta i ragazzi di Yupaltubo. Stato qui chi sin? Oh sì, che di Yupaltubo! Ven con noi, usfasarin cognosci il Friul, i Furlans e il Furlan. Io sono Mattia e io sono Federico. Vi porteremo in giro per il Friuli a vivere numerose avventure o disavventure. Io sono Federico Benedetto, i ven da Fana, ma io abitei a Magnano. A lei ti parchisto che chiacchiari con questo Furlan, che è un po' una variante un po' più esotica. Per chi vuoi fa? Ti vuoi contare storie dal Friuli? E io sono Diego, il Chiarniel, il più vecchio da bande, e parco mo non covente cosdigiati. Io sono Fabio, non sono un esperto in friulano, però sono il mago del fotoritocco. Io sono Lucie, se non tu sai che non sguarda chiaval, vieni con me. Il ringa scoviergi, lutta gli ambienti naturali dal Friuli. Io sono Francesco, e non sai forse che sono qui, ma pensi che lo scoprire insieme? Io sono Davide e vi porterò a scoprirgi il territorio anche attraverso la mia passione per la protezione civile. E no, dove che? Bimbi News su Yupaltubo. Insomma, questo è un modo veloce e simpatico di presentare il gruppo di Yupaltubo, ma insomma saranno poi i ragazzi, i protagonisti presenti qui questa sera a raccontarci di quello che è nato come un esperimento, insomma sta diventando qualcosa di serio. Serio nel senso di importante, ma credo molto divertente per i ragazzi, insomma, protagonisti, ce lo racconteranno loro. Parto però subito da William Cisilino perché appunto oggi è la festa della patria del Friuli. Abbiamo detto una data importante che ci riporta nel passato, ma un passato che già allora era proiettato nel futuro, perché è una data importante che racconta di una forma di governo, di un modo di organizzare la vita istituzionale che era davvero pionieristico. Ma certo, facciamo riferimento al 3 aprile 1077, quando l'imperatore Enrico IV dona la contea del Friuli al patriarca Sigeardo. E perché è importante questo passaggio? Perché diciamo prima il patriarca aveva soprattutto dei poteri spirituali,
In realtà poi già in precedenza c'era stata tutta una serie di donazioni da parte degli imperatori, però il 3 aprile 1077 segna proprio il passaggio in cui il patriarca diventa principe, no? E quindi a questo punto nelle sue mani ha il governo del Friuli, il governo che però non gestisce da solo, no? Incomincia a gestirlo con delle prime assemblee. Interessante perché nelle assemblee c'erano i nobili, c'erano i rappresentanti della Chiesa, ma c'erano anche già i rappresentanti dei comuni, e poi, diciamo, a partire dal XIII-XIV secolo questo Parlamento incomincia ad avere delle funzioni molto importanti, molto più importanti ad esempio di quelle della famosissima Magna Carta, no? Ecco, ed è uno dei parlamenti, concludo, per non farla troppo lunga, potremmo parlare ovviamente tutta la sera, no, concludo dicendo che è stato uno dei parlamenti più longevi d'Europa, perché terminò nel 1805 con Napoleone e quindi ebbe una durata di oltre 6 secoli. Insomma, una forma di organizzazione civile sicuramente, come possiamo dire, piuttosto avanzata per l'epoca, e che ha mantenuto una sua attualità a ben pensare. Insomma, questo è il motivo per cui questa data è importante per il territorio. Però l'abbiamo detto all'inizio, guardiamo al passato, ma lo facciamo già proiettati verso il futuro, no? E questo riguarda un po' tutte le attività anche che come Arlef fate in questo territorio. Lo sguardo rivolto al futuro per garantire un futuro anche alla lingua friulana che richiede tutte le nostre attenzioni, tutte le nostre cure. Certo, chiaramente non vogliamo ripristinare il patriarcato, no? Come qualcuno ci dice, volete ripristinare il patriarcato? No, chiaramente bisogna avere delle radici forti per poter volare lontano, no? E volare lontano significa mettersi anche in discussione con progetti come quello che abbiamo visto, che tratteremo stasera a Iuppa al Tubo, che ad esempio trattano e mettono a confronto la lingua friulana con i social. Ovviamente c'è YouTube, ma noi lavoriamo anche su TikTok, per esempio, che è un altro social ancora forse più veloce, no, di YouTube, naturalmente Facebook, Instagram. Stiamo facendo un grossissimo lavoro su questo e devo dire che ci sta dando molte soddisfazioni, ma non lo dico per retorica, proprio lo dicono i numeri, no? I numeri magari di Iuppa al Tubo li sentiremo fra un attimo, ricordo solo che solo con TikTok abbiamo già superato 10 milioni di visualizzazioni, cioè teniamo conto che siamo in 500.000, 600.000 che parliamo il friulano qui, forse altrettanti all'estero, non è che abbiamo questa massa critica enorme, quindi sono numeri che testimoniano fra l'altro il fatto che ci sono anche molti curiosi dall'esterno. Assolutamente sì, poi ripeto, stasera vedrete alcuni dei contenuti, la speranza è davvero che vi incuriosiscano e che vi spingano a saperne di più e a vederne, poi vi daremo anche delle indicazioni da questo punto di vista. I numeri: 74 video pubblicati dall'inizio del progetto, 12.500 iscritti, 1,9 milioni di visualizzazione, oltre 70.600 ore di visualizzazione. Questi insomma sono i numeri di Iuppa al Tubo. Ci sono dei luoghi comuni da sfatare, cominciamo a farlo subito. Diceva William Cisilino, qualcuno ci dice ma cosa volete, ritornare al patriarcato? No, non è questo l'obiettivo, così come c'è qualcuno che dice ma insomma perché investire tanto nella lingua friulana che magari è destinata presto a scomparire? In fondo è una lingua da osteria, questo abbiamo sentito dire e ripetere tante volte. Beh, insomma i fatti raccontano qualcosa di completamente diverso, perché il friulano è sicuramente anche la lingua delle osterie, ma intesa in un'accezione assolutamente positiva, con tutta la sua ricchezza, con tutte le sue sfumature. Il friulano è la lingua delle istituzioni, assolutamente. Il friulano è una lingua utilizzata dai
dai ragazzi, è una lingua utilizzata dai giovani e loro sono insomma l'esempio concreto e lampante di come la lingua friulana possa essere lingua ufficiale, diciamo così, anche di strumenti che sono quelli utilizzati appunto quotidianamente dalle nuove generazioni. Però io ho detto troppo, è arrivato il momento di sentire i protagonisti. Quindi chiedo un po' intanto, così per rompere il ghiaccio, non che ne abbiate bisogno perché ormai siete, come si suol dire, scafatissimi, però raccontateci che significato ha per voi questo progetto di Iupaltubo. Iniziamo da Desiree. Ok, allora diciamo che con questo progetto noi vogliamo lanciare un messaggio soprattutto ai nostri coetanei, ma a tutti, veramente a tutti, perché comunque è una lingua che ci permette di essere veramente completi, possiamo trattarla in diversi contenuti e in diversi contesti e parlare anche come ci viene, perché a volte io stessa mi sono messa in gioco dal punto di vista linguistico in questa lingua, perché non parlandola praticamente mai, adesso devo dire che sono sempre più fluente grazie anche a far parte di questo progetto e quindi con i miei coetanei ma con i miei colleghi riesco a ritrovare questa unicità e anche a essere di nuovo diciamo socialmente rappresentati, soprattutto per ricordarci chi siamo. Ecco, questa mi pare una bellissima introduzione. Andiamo avanti e sentiamo anche Federico che cosa ha da aggiungere su questo progetto e come lo vivete soprattutto. Allora, noi appunto siamo qui di Udine, io e Mattia, e diciamo che è stata un po' un'avventura partecipare a questo progetto, a questa iniziativa. Noi ci tenevamo proprio a valorizzare il territorio, la cultura friulana, no? Perché comunque essendo nati qui è anche parte nostra, cioè parte integrante della nostra vita, quindi volevamo trovare un modo per raccontare del Friuli, ma anche per scoprire cose nuove del Friuli che magari non le sappiamo, non le conosciamo ancora. Abbiamo girato tanto per i Friuli nei nostri video, abbiamo fatto diversi quiz mortali che magari qualcuno ha già visto. E insomma è stata un po' un'avventura che ci portiamo dentro, che ci porteremo dentro, almeno io per tutta quanta questa vita, insomma, perché è stato bello, molto bello fare questa iniziativa, insomma, spero che anche per i giovani sia magari d'aiuto, di incoraggiamento, scoprire quelle che sono le loro radici, la loro cultura, imparare un po' la loro lingua, no? Perché quello è l'obiettivo del nostro canale. Spingere ad utilizzarla, esatto. No? Magari a vincere le resistenze, a volte l'imbarazzo, a volte dice non lo parlo così bene, meglio che non lo parlo, superare anche queste paure e dare libero sfogo poi anche alla creatività. Che poi magari noi possiamo fare una parte del lavoro, però comunque ci teniamo sempre a dire che il friulano, per essere recepito, per essere imparato bene, deve essere parlato anche a casa, in famiglia, sin da bambini, insomma è anche bello che vengano mantenute queste tradizioni, questa lingua venga mantenuta viva, venga mantenuta attuale, no? Assolutamente sì, poi magari ci racconterete anche quando utilizzate il friulano e con chi. Proseguiamo il nostro viaggio, andiamo da Mattia e la prima domanda è questa, quindi mi confermi che il friulano è una lingua per giovani? Beh sì, il friulano è una lingua per giovani, noi abbiamo cercato insomma di trasmettere appunto questo. A inizio progetto magari io e Federico il friulano lo sapevamo, lo avevamo sentito parlare spesso, però magari non riuscivamo sempre a esprimerci come meglio volevamo, oppure comunque non conoscevamo tanti termini. Quindi Iupaltubo ci ha dato modo anche a noi proprio in primis di poter insomma approfondire la cosa e imparare a parlarlo meglio, ecco. Che cosa rappresenta per te questo progetto? Ma per me rappresenta tutte queste cose che hanno detto Desiree e Federico, ma rappresenta anche proprio, diciamo, l'amicizia e la voglia di fare, perché comunque Iupaltubo è pur sempre un progetto da ragazzi fatto per ragazzi, dove abbiamo cercato insomma di parlare delle nostre passioni, abbiamo cercato di svelare delle curiosità. C'è comunque insomma tanto da raccontare di questo territorio, di questa lingua, dei friulani, di personalità friulane, quindi è quello che abbiamo cercato di fare. Quindi per me rappresenta sì amicizia e scoperta.
Allora, noi facciamo una pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo, racconteremo ancora molto altro di Jup al Tubo, andremo a vedere anche alcuni dei video che sono stati realizzati. Peraltro vi ricordo che li potete guardare anche attraverso, grazie a Telefriuli, c'è un canale dedicato che è quello della TV dai Furlans e proprio lì avete la possibilità di accedere a questi contenuti. Davvero, fate un viaggio, concedetevi un po' di tempo perché non solo scoprirete cose nuove, perché poi questo succede, si vive un territorio e tante cose non le sappiamo. Ecco, loro ce ne raccontano, non tutte, perché per fortuna avranno materiale per realizzare chissà quanti altri video ancora, però davvero si scoprono cose interessanti, raccontate poi con la freschezza, l'originalità, la creatività di cui evidentemente questi ragazzi hanno dato prova. Una pausa per la pubblicità, ma rimanete lì perché c'è ancora molto altro da raccontare. Eccoci di nuovo insieme con Elettroshock. 3 aprile, la giornata dedicata alla festa della patria del Friuli. Vi stiamo raccontando di questa giornata importante, vedremo poi come la si festeggerà, perché la giornata ufficiale è quella di domenica 7 aprile. Vi stiamo raccontando anche di questo gruppo di ragazzi di Jup al Tubo, facendovi già vedere quantomeno un piccolo assaggio delle loro produzioni, dei video che realizzano per raccontarsi, per raccontare del territorio, e lo fanno utilizzando la lingua friulana. Ma dicevamo della festa del 3 aprile. Allora, proprio questa mattina nella sede della Regione a Udine si è svolta la conferenza stampa di presentazione di quelli che saranno gli eventi organizzati sul territorio per celebrare questa importante ricorrenza, come abbiamo detto con la regia dell'Arlef. Questa mattina Arlef rappresentata in Regione, la Regione stessa e poi anche il Comune di Tarcento che quest'anno ospiterà la celebrazione ufficiale, come dicevamo, organizzata per domenica 7 aprile. Andiamo allora a sentire che cosa ci ha detto questa mattina il presidente dell'Arlef, Eros Cisilino, proprio raccontando di quelli che sono gli eventi, il calendario, ricco calendario di eventi organizzato per l'occasione. Presidente Cisilino, si celebra oggi la festa della patria del Friuli, una settimana in realtà ricca di eventi che avrà il suo culmine domenica a Tarcento. Sì, assolutamente è una data importante per il Friuli, ma soprattutto per un'area vasta, perché il patriarcato del Friuli andava dal lago Balaton fino al lago di Como, per cui già quella volta aveva posto i semi per quella che poi sarebbe diventata l'Europa. Un'Europa dei popoli, non c'è solo la lingua friulana nella festa della patria del Friuli, ma c'è anche lo sloveno e il tedesco, per cui in realtà abbiamo questa fioritura linguistica che vede chiaramente al centro la lingua friulana, ma non solo la lingua friulana. Gli appuntamenti sono veramente tanti, sono super interessanti e trovano il culmine appunto a Tarcento domenica 7, ma ci sono anche altri 110 appuntamenti che noi troviamo sul territorio. Voglio ringraziare le amministrazioni comunali per aver dato così tanto supporto a queste iniziative che sono assolutamente territoriali, assolutamente sentite dalla popolazione. Lei ha sottolineato un calendario ricchissimo per celebrare di fatto la multiculturalità della nostra regione. Sì, è una multiculturalità che vede appunto i tre mondi, sono quello germanico, quello slavo e quello latino, incontrarsi proprio qui, e qui abbiamo una regione che appunto ha una particolarità difficilmente riscontrabile nel resto d'Europa, forse anche nel resto del mondo, dove 4 lingue vengono parlate normalmente durante le nostre giornate, per cui troviamo dei posti dove si passa da una lingua all'altra senza nessuna difficoltà, e questo rappresenta un valore primario per l'Europa, ma soprattutto insomma per una convivenza pacifica proiettata in un futuro che lo vediamo essere sempre più multiculturale.
Allora, ritorno da William Cisilino per un passaggio che è piuttosto importante. Allora, parliamo di festa della patria del Friuli, però questo non deve far pensare a qualcosa di riduttivo che vada a sminuire l'evento, perché questo è un evento che ha un riconoscimento, diciamo così, ufficiale da parte della Regione. Quindi mi pare che sia un aspetto da sottolineare questo. Sì, è una manifestazione che ha una lunga storia, perché è incominciata nel 1977 ad Aquileia su idea di Precheco Placereani, che giustamente va citato essendone l'ideatore, e che già ai tempi ebbe un successo clamoroso. E poi negli anni è stata portata avanti soprattutto dall'Istituto Ladin Furlan, finché nel 2015 è stata riconosciuta con legge regionale e diciamo è diventata una delle varie funzioni dell'Agenzia regionale per la lingua friulana, anche se, come giustamente ricordava prima il Presidente dell'Agenzia, non riguarda solo il friulano, ma riguarda lo sloveno, riguarda il tedesco e io aggiungerei anche i dialetti veneti che si parlano in questa terra, anche l'italiano. Ecco, esatto, anche questa è una sottolineatura assolutamente importante. Allora, come si diceva, celebrazioni ufficiali quest'anno a Tarcento, peraltro Telefriuli seguirà in diretta il programma già a partire dalla Santa Messa, che sarà celebrata a partire dalle 10 del mattino. Abbiamo sentito anche il sindaco di Tarcento che ci ha raccontato anche dell'emozione di accogliere un evento di questo tipo, per l'importanza dell'evento, ma anche per il fatto che richiamerà tante persone che arrivano anche da molto lontano apposta per questa occasione. Questo a sottolineare, a ribadire per l'ennesima volta la forza di questo legame, no, con il territorio, un legame che resta forte, fortissimo anche quando si vive lontano dal Friuli, anzi forse ancora più forte quando si è lontani, no? Dalla propria terra d'origine, dal proprio paese. Le radici che ci tengono ancorati a questo territorio senza però mai impedirci di andare lontano. Allora andiamo a sentire che cosa ha detto questa mattina il sindaco di Tarcento. Sindaco, nel giorno della festa della patria del Friuli si presenta il ricco calendario di eventi, dei festeggiamenti che vedranno la sua comunità protagonista. Sì, siamo veramente onorati e orgogliosi di ospitare idealmente a Tarcento tutto il popolo friulano per questo importante evento storico. Raccontiamo in breve quali saranno gli appuntamenti in calendario per quello che riguarda Tarcento. Si inizia alle 9:30 di mattina, domenica 7, con la donata in Piazza Libertà. Ci sarà l'alzabandiera, il canto dell'inno del Friuli, poi il corteo, con il corteo via Roma ci recheremo in chiesa dove ci sarà la Santa Messa, celebrata anche in friulano con letture in tedesco e in sloveno. Lei ha sottolineato come questa sia una festa di tutto il Friuli e da tutto il Friuli ci saranno appunto partecipazioni a Tarcento. Esattamente, abbiamo avuto parecchie adesioni, siamo molto soddisfatti di questo e ci teniamo a dire che non vogliamo che sia soltanto una rappresentazione, ma vogliamo che sia questa un'occasione per ribadire con forza la nostra identità, la nostra storia, la nostra cultura e soprattutto la nostra lingua. E allora ritorniamo subito dai nostri ragazzi, poi sentiremo anche le parole dell'assessore regionale Roberti che era presente alla conferenza stampa questa mattina. Allora, ripartiamo da Mattia. Io vorrei che tu ci raccontassi qualcosa in italiano, in friulano, come ti viene meglio, come preferisci di questo progetto, ma proprio per incuriosire chi ancora non è andato lì a cliccare, chi ancora non ha visto i vostri video. Fai capire perché è giusto, è bello, è importante andarci. Ma diciamo che, come dicevo prima, è un canale fatto dai giovani per i giovani ed è una cosa, diciamo, a cui noi ci teniamo tanto e ci teniamo, diciamo, a raggiungere le persone che il friulano già lo sanno ma magari appunto non conoscono le cose di cui parliamo nei video, oppure magari le conoscono e vogliono sentire un'altra voce, insomma, che li racconta. Vogliamo raggiungere le persone, i ragazzi, le ragazze che magari il friulano un po' come noi all'inizio lo parlocchiavano però un po' si vergognavano, e soprattutto vogliamo anche raggiungere i nostri coetanei che magari il friulano non lo parlano proprio. Quindi credo che la figata di questo progetto sia che ci siano dei contenuti freschi, appunto ispirati magari ad altri canali YouTube, però fatti in friulano e nel nostro territorio, appunto, che è una cosa credo
molto forte, insomma. Ecco, da quello che ho capito vi accomuna tutti quanti il fatto di aver vissuto questo progetto anche come occasione per parlare di più il friulano. Allora, raccontiamo com'era prima e com'è il dopo. Ecco, prima di questo progetto per te il friulano era la lingua di? Era la lingua che, diciamo, come dicevo prima, sentivo tanto parlare, magari da persone più grandi di me, ecco, nel senso non mi trovavo all'inizio subito a parlarlo con i giovani, è una cosa che sono dovuto andare a cercare io e che poi in realtà ho trovato, diciamo, praticamente ovunque, quindi magari ero io che semplicemente non frequentavo certi posti oppure li ignoravo, insomma. Quindi invece adesso mi trovo a parlare, diciamo, in friulano con tantissimi giovani. Ecco, Federico, per te? Allora, io diciamo vedevo il friulano come qualcosa di nascosto, un po' di quasi magico, no? Quindi questa cosa che non sai bene cos'è, non vuoi per paura utilizzarlo perché magari non lo sai bene, quindi magari poi con questa opportunità siamo un po' messi in gioco, perché comunque è un mettersi in gioco quello che abbiamo fatto noi, e quindi iniziare a parlare il friulano, provare a parlare il friulano è diventata quasi una cosa quotidiana, no? Quindi è una cosa molto bella. Io appunto lo uso molto, spesso, con la squadra di calcio. Ecco. Sì, quindi è come un modo per creare una comunità, no? Utilizzare anche questi termini un po' particolari. Fa più gruppo? Fa più Ci gruppo, si sente fa più più gruppo? Sì, sì, sì. E quindi è anche quasi un modo per sentirsi gruppo contro un altro gruppo che magari parla lo stesso friulano, però nella tua testa tu stai parlando una lingua che l'altra persona non la sa, non la conosce, no? E quindi è molto divertente. Peraltro abbiamo sentito anche nel video di presentazione che c'è il Chiarniel che ovviamente parla il friulano in un certo modo, c'è chi arriva dalla destra a Tagliamento, di là da Laghe lo parla in un altro modo ancora, insomma questa è tutta una ricchezza, un ulteriore valore aggiunto. E il friulano per Desirée? Sì, anch'io, come ha detto Federico, lo vedevo come una lingua che sì, la sentivo mia, che poteva rappresentare un'identità vera, friulana, solo che non parlandolo mai non avevo mai avuto la possibilità di sperimentarlo e quindi anch'io mettendomi in gioco ho detto beh dai adesso proviamo anche se spariamo qualche parola che non conosciamo, ma d'altronde siamo circondati di persone che lo sanno, che lo insegnano, che lo usano, per cui nascondeva secondo me qualcosa che andava sottolineato e quindi bene che lo stiamo sottolineando io insieme ai miei colleghi qua. Per un attimo ho pensato che tu dicessi, beh d'altra parte succede la stessa cosa anche con l'italiano, qualcuno no? Lo utilizza magari senza conoscerlo così bene. No, mi fa molto piacere perché questo mettersi in gioco, questa sperimentazione, questa occasione che ha di fatto rappresentato per voi Jupa al Tubo come riscoperta insomma di una lingua che mi pare di capire non parlavate in casa con i vostri genitori, nessuno di voi? Ogni tanto, perché ho gli zii di Tarcento, Coglio di Tarcento, quindi ogni tanto parlavo con loro, no? Sempre per questo sentimento di identità, di voler sentirsi parte di qualcosa. Quindi capitava magari una parola in friulano, un concetto espresso in friulano, insomma, no? Quindi a quello che abbiamo detto prima aggiungiamo, dicevamo insomma il friulano, lingua delle istituzioni, friulano, lingua che entra nelle scuole ufficialmente, friulano, lingua dello sport, lingua che aggrega, che fa gruppo, lingua per giovani, così insomma stiamo tracciando un quadro che poi magari ci aiuterete a colorare, a dipingere ulteriormente. Prima di andare in pubblicità torniamo alla nostra festa della Patria del Friuli, torniamo alla conferenza stampa di questa mattina in Regione e andiamo a sentire anche le parole dell'assessore regionale Roberti. Assessore, si celebra oggi la festa della Patria del Friuli, il clou delle celebrazioni sarà in realtà domenica, una festa istituita da una legge regionale che rappresenta un intero popolo. È una legge che istituisce una festa che è un punto cardine di un'identità precisa del Friuli Venezia Giulia e dico del Friuli Venezia Giulia, è una regione che è composita da diverse identità, lingue e culture e quella friulana è una parte fondamentale, quindi è giusto celebrarla in tutta la regione Friuli Venezia Giulia con una serie di manifestazioni in realtà, tante piccole
piccole, ma è il clou appunto domenica a Tarcento, il 7 aprile a Tarcento, e quest'anno un assaggio di quello che faremo ancora più in grande il prossimo anno, quando ci sarà un altro appuntamento importante, quella di Gorizia, capitale europea della cultura, che sarà anche un modo per celebrare le nostre diversità. Esatto, anche la nostra multiculturalità che rappresenta appunto il Friuli Venezia Giulia. Oggi parto la mattina con la festa della patria del Friuli e termino questa sera con un incontro con la comunità slovena, quindi è il modo migliore per festeggiare questa giornata e soprattutto quelle molte identità e molte facce di cui è composta la nostra regione. Di nuovo insieme con Elettroshock, pronti a fare un altro salto dal passato al presente, poi di nuovo al passato, poi ci trasferiremo nel futuro, e ci guida in questo viaggio Desiree, che ci racconta una storia davvero molto bella, che è stata in qualche maniera rispolverata, no, quest'anno, e sarà la stessa Desiree ad introdurre un video che la vede appunto protagonista. E allora hai questo incarico importantissimo di introdurre questo video senza spoilerarlo, ok? Vediamo, ci proviamo, vai. Ok, diciamo che abbiamo voluto riportare alla luce quella che è veramente la nostra protagonista, che è la bandiera del Friuli, per cui con questa storia, quindi un fatto realmente accaduto, abbiamo voluto veramente ricordare chi siamo, cosa è stato fatto e quanto effettivamente possiamo fare. Quindi, e quanto in là, quanto proprio lontano possiamo spingerci, mi sento di aggiungere. Che dici? Sì, infatti proprio perché, proprio dal 1997, this is the my cast, perché grazie alla missione Space Shuttle adesso andremo a scoprire. Andiamo a vedere, perché a questo punto siamo tutti piuttosto curiosi. 2, 50 volte, 122. Oh, beh, mai notato, in qualsiasi puesto al mondo che tu ledis, un furlan tu lo chiati sempre, e spesso che il furlan non dismente di portarsi da urla bandiere de patrie, e neanche di farsi una belle foto con gli. Ma è un furlan che con la bandiera ha la fatta tanto di più. Le appoggiate sulla picchia delle piramidi di Giza? Risposta errata! Le cupole del Taj Mahal? Falat! Sull'Everest? No! O sai che non mi crodares, ma un furlan le ha portate addirittura in tal spazio. Sì, un uomo, una leggenda. O Fevelin di Gregory Thomas Linteris, il primo astronauta furlan. Gregory è nascuto al New Jersey di due emigrati furlans, Luigi Linteris di San Giovanni di Chiasarce e Elena Maria Alfenore di Prodolon di San Vie dal Tiliment. Al passe Heinz a studiare, una laurea a Princeton, un master a Stanford, un dottorato in ingegnerie meccaniche e aerospaziale, e dopo selezioni e addestramenti un'evore d'urs al divente pilota dai shuttle dalla NASA. Così, ai 4 di aprile del 1997, giusto la D dopo le feste de patrie, al monte sul shuttle per missioni scientifiche STS-83 e si parte da la bandiera dal Friuli. Galactic Nomo! Gregory ha l'eredità dai genitori l'amor per sottiere. Il primo astronauta made in Friuli e born in the USA non poteva lasciare chiase il simbolo del sottiere. Condut che de NASA sull'imprint non voleva permettere queste eccezioni agli regulis, ma i furlan se si mette in tal chia falc, non molin e può importare il Friuli dal loro cur, ma anche dal spazio. Tipo, utatli! This is not a quelle coccione americane. C'è Eagle is a queste? Furlan Eagle? Bondi o close the eyes per queste volte. Va là, monte up. È così che Gregory alla fa svolare l'aquile dal Friuli attorno al monte.
e pargiore dai chiaf di miliardi di persone. Tra la prima missione e la seconda, Greg ha viaggiato per 7.700.000 chilometri in 314 orbiti attorno alle Terre. Chissà se di lassù si vioti il Friuli. Tornato sulla Terra, è stato ospite delle famiglie furlane di Toronto, là che ha presentato la bandiera furlane portate in missione, intanto le prime videoclamate de storie fra Friuli e Canada. Gregory non è stato come astronauta, ha lavorato anche ricercatore delle istituzioni scientifiche più importanti da USA e anche Movuè è un scienziato dal National Institute of Standard and Technology. Bulo, In pratica, se occhiris la definizione di studiato sul dizionario, occhiatais la sua foto in bande. Ma per noi furlans, Gregory è stato soprattutto un esempio di amore per sotiere e di determinazione, insegnandoci che con la forza di volontà si può arrivare proprio di qualsiasi bande. Un piccolo passo per un furlan, un gran passo per furlanetà. Di poi, impegno che sta lì a chialare gli stelli, notaisi al canale per altri video spaziali come questo. Mandi? Sì, ma oh my god, Isole, ma la regola americana, io avevo fatto un invertimento. C'è Biel mescolot di Lenghis, Desiree? Veramente, veramente. Allora, questo credo dia davvero molto l'idea di cosa c'è dietro il progetto di Jupa al Tubo, perché come diceva giustamente Desiree, è una storia vera, non c'è nulla di inventato, è una storia grande, importante, che forse non si conosce, i più non conoscono, e racconta anche di questo legame fortissimo, no? Con la terra delle origini, in questo caso peraltro è la terra d'origine dei genitori, questo significa che è un legame, insomma, che si tramanda anche in maniera indiretta, e poi c'è molto divertimento, perché insomma si percepisce anche questo, vero Desiree? Sì, tantissimo, tantissimo, è stato molto bello far parte di questo progetto, ma soprattutto raccontare per quest'oggi, per questa bellissima giornata di oggi, questa storia. Sì. È una storia, William, che non finisce qui, perché insomma c'è un seguito. Sì, perché fatto il video e ho detto ma proviamo a scrivergli, almeno per informarlo che l'abbiamo fatto, no? Però dico, no, questo insegna, è professore, no, in questa università. Trovata l'email, provato a scrivergli, dopo 10 minuti aveva già risposto, era assolutamente contento, disponibile, cioè si vedeva che c'era un attaccamento verso il Friuli forte. Allora gli abbiamo chiesto se poteva partecipare in videocollegamento oggi, stamattina, quando abbiamo fatto la presentazione. Non poteva per questioni familiari, ma ci ha mandato un video. E allora direi che è proprio il momento di vederlo. Andiamo a vedere la risposta che è arrivata da Boston. Sì. Da Boston. Chumuta Statu. Hi, Greg Linteris here. It's a pleasure and honor for me to be able to talk to you guys today. Back in 1997, I went up in space on the space shuttle. There I got the flag, the Friuli flag that I brought with me to space. I got it from my dad's cousin, Sarah Alfenere, married Mario Fava, and they live in Toronto, and we had this close friendship between the families. And he was very active with the local Friuli organization in Toronto. And so he asked me if I would bring the flag with me. And of course I was very proud and very happy to bring it with me. My Friulian identity really comes through my father. My father was raised up until he was about 10 years old by his mom in Friuli because my grandfather had come to America to make money to try to bring the rest of the family. And they had these qualities. They were both very hardworking, very honest, very forthright, very honorable. They believed in the goodness of people. And I am very honored and proud to think that this community, this place, gave my parents and my relatives these qualities, which I hope to some extent I have and I can pass on and share. Thanks, Mondi.
Insomma, chiedo intanto a Desiree che effetto fa aver ricevuto questa risposta. E per fortuna che nel tuo video c'era anche un po' di inglese dentro, che immagino lo abbia aiutato, no, a comprendere. A comprendere, è vero, è vero. No, devo dire che non me l'aspettavo, l'ho saputo questa mattina della risposta sua e mi mette tanta contentezza, veramente sono stata felicissima di aver trasmesso questo a lui in prima persona e poi, perché no, facciamolo conoscere un po', facciamo valorizzare chi è, chi siamo e quello che possiamo fare. Cosa racconta, torno da William Cisilino, IUP al tubo, dell'attività, come si diceva, che non riguarda solo ed esclusivamente il friulano, dell'Arlef? Come si inserisce nella vostra progettualità e nell'idea, insomma, che avete e che state portando avanti con progetti concreti, progetti che veramente spaziano in ambiti molto disparati? Devo dire che questo progetto è stato una grandissima soddisfazione perché quando l'abbiamo lanciato circa 2 anni fa avevamo fatto un appello, no? Cercando in realtà uno youtuber che ci aiutasse a fare qualche cosa in friulano. Ne abbiamo una decina, no? E sono tutti bravissimi, fra l'altro nel corso del tempo la squadra si è anche integrata, no? Abbiamo visto che ad esempio nel video iniziale non c'è Desiree perché ancora non faceva parte della squadra, ad esempio, ma ce ne sono altri e quindi devo dire che sono riusciti a creare un gruppo e a proporre un'idea di Friuli che è quella dei giovani, no? Come diceva prima, no, non mi ricordo chi fra di voi, no, che è un prodotto fatto dai giovani per i giovani. No? Ecco, questo è fondamentale perché finché è l'Arlef o comunque gente che non è giovane che pensa di poter fare le politiche per i giovani, direi che c'è qualcosa di logico che non va. Poi dopo, certo, il ruolo che avete però è importante. In questo caso c'è un coinvolgimento diretto, una partecipazione evidentemente sentita da parte dei ragazzi, però l'attenzione va anche ai più piccoli, perché abbiamo detto di tutto quello che si sta facendo anche nell'ambito della scuola, che è estremamente importante per arrivare o tornare laddove magari si era in qualche maniera spariti, ed è importante insomma esserci, anche perché poi le risposte, l'abbiamo visto, arrivano e sono piuttosto più immediate, con soddisfazione reciproca peraltro. Sì, diciamo i giovani sono una categoria molto estesa, no? Quindi si parte dai bambini, dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola primaria dove insomma si fanno moltissimi progetti e diciamo si prosegue con le scuole medie dove questa è una piccola autocritica, dovremmo fare molto di più, e anche nelle scuole superiori e diciamo questa forse è la sfida per i prossimi anni. Stiamo già pensando assieme alla Regione ad alcune proposte. L'altra cosa molto interessante su cui stiamo lavorando molto dietro le quinte, perché finché non è pronta non possiamo presentarla, è tutta la parte sulle tecnologie, cioè come applicare le nuove tecnologie, che ormai non sono più nuove, no? E intendo traduzione automatica, sintesi vocale, riconoscimento vocale, tutte queste diavolerie che però ci aiutano ormai nella vita quotidiana, anche al friulano. C'è un grosso lavoro dietro che stiamo facendo, speriamo insomma entro breve termine di poterlo presentare. E questo per tornare a quanto dicevamo all'inizio di questa proiezione, no, al futuro, che è indispensabile e che è fondamentale. Mi pare di capire che i testimonial li avete trovati, probabilmente anche più di quelli che avevate immaginato, e così a naso credo che siano anche sufficientemente contagiosi, che possano, no, portare nel gruppo altri ragazzi che abbiano voglia, come dicevano loro stessi, di mettersi in gioco, di scoprire cose nuove, il tutto divertendosi, che non mi pare niente male come prospettiva. E allora facciamo ancora una pausa per la pubblicità, poi torniamo da questi ragazzi e ci facciamo peraltro raccontare anche un po' meglio i contenuti di questo canale YouTube, che ha diverse sezioni e ha risposte a diverse domande, capace di farci sorridere in tanti modi diversi. Lo scopriremo tra poco.
Abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme, in particolare assieme ai giovani protagonisti di Yupaltubo che sono venuti qui con noi questa sera per raccontarci del loro progetto. Abbiamo visto insomma anche alcune delle loro produzioni. Il contesto resta quello della festa della patria del Friuli. E allora abbiamo parlato peraltro anche della bandiera, no? Ci raccontava nel suo video Desiree che è abbastanza comune che i friulani sparsi in giro per il mondo abbiano con sé in qualche stanza la bandiera del Friuli, l'aquila del Friuli, e non di rado si fanno qualche fotografia, o i friulani che semplicemente viaggiano all'estero, tra le loro fotoricordo hanno sempre insomma quella della bandiera del Friuli immortalata nei luoghi più belli del mondo. Abbiamo capito che è andata anche nello spazio, insomma hai detto niente, verrebbe da aggiungere. Ecco, torniamo un po' con William Cisino sul insomma, significato di questa festa, anche introducendo un estratto di un video che andremo a vedere. L'abbiamo detto all'inizio, però è importante sottolineare l'importanza di questa giornata per la comunità, per quel senso di identità, di appartenenza che gli stessi ragazzi sottolineavano. Sì, conoscere la storia è importante per conoscere il presente e il futuro, non è una frase retorica, è la verità, no? La storia, fra l'altro, la guardiamo sempre con gli occhi del presente, no? Anche questo è molto importante da considerare. Nel caso del 3 aprile 1077, oltre a quanto ho ricordato all'inizio, quindi proprio i fatti storici, è importante sottolineare anche che da quel momento storico fino sostanzialmente alla fine del 1200-1300 si crea la distinzione del Friuli rispetto non solo da un punto di vista linguistico e culturale all'area italiana, ma anche per esempio alla vicina area veneta, no? Perché uno si chiede ma com'è possibile, no? Che ci sia questa differenziazione fra Veneto e Friuli e non c'è una barriera, a parte il Livenza che è insomma un fiume bello ma non è un grande fiume, no? Ecco, perché la risposta è il 3 aprile 1077. Allora io direi di andare a vedere insieme un estratto dal film Friul Viaște Storie di Massimo Garlatti Costa, ecco un estratto che ci porta proprio all'atmosfera, a questo 3 aprile del 1077 e al significato per il Friuli. Con le continue elargizioni da imperatori ottons, i patriarchi si diventano i più potenti proprietari del Friuli. In tal 2019 vengono nominati tanti patriarchi e Popon. Popon sfrutta le posizioni strategiche del Friuli e mantengono politiche fedeli all'imperatore. Queste politiche filo-imperiali e porterà all'Eglise furlane una sicurezza che prima non si era mai veduta. In tal 1077 l'imperatore Indri IV ha sicchiato e affrontato la ribellione dei principi tedeschi che bloccano le vie per gli germani. In questo momento, un evore delicato si e dà una mano all'imperatore che per riconoscere al decide di dare i diritti feudali in mano al patriarca. Questo vuol dire che le piccole patrie e diventa un Stato. La struttura del patriarcato fu imbastita da urda esempi dai principati ecclesiastici di Germania, in sintonia con le sue nature di baluardi e bastioni di politiche imperiali in Italia. Elemento fondamentale fu la sua consistenza territoriale, per via che gli avadis decisugis di appartenenza a famiglie tedeschi, le patrie erano tutte dall'Ivenze fino al Timaf e per certi periodi si acchiappava dentro anche il Chiaduvrin e certi stocks di Slovenia e di Istria.
Al patriarca aveva 3 chiaris. Come vescovo, all'area a chiave di una diocesi fra le più grandi d'Europa. Come metropolita, all'area chiave spirituale di una provincia che leva dall'Italia settentrionale fin tramai che al lago Balaton e al Donau. E tanto che il principe aveva plena sovranità sul Stato Furlan. All'area a chiave dall'esercito e al decideva di guerre e di pace. Al patriarca acchiappava le investiture canoniche d'ecclesie di bande dal pape e che feudal di bande dall'imperatore, in una cerimonia un'evore particolare che si teneva proprio a chi de basiliche di cividat. Il patriarca l'era aiutato dall'avvocato d'Ecclesia Aquileiese, una chiaria che dai Heinz era diventata ereditaria dai cons di Gurisse. I cons di Gurisse, per loro miris territoriali, erano più un problema che gli aiutori per il patriarca. Il potere del patriarca, quasi come una monarchia istituzionale, aveva 2 istituzioni un'evore importanti per lo Stato Furlan, che dal Parlamento e che dalle comunità. Il Parlamento era un'assemblea consultiva che aveva dentro elementi dal clero, dai nobili e dai comuni. Via per sua attività, il Parlamento ha buttato fuori un codice di legge un'evore importante, il codice dalle Costituzioni da Patria e dal Friuli. In questo periodo al Stato Furlan al vive il picco delle sue esistenze storiche e le corti del patriarca è piene di poeti, di giuristi e di uomini di cultura. Dunque le lingue tedesche e latine e chiappeman le lingue furlane, che di lingue dal popolo e diventa lingue letterarie. E sono proprio di questo periodo le espressioni poetiche bielo dumplo di valore e piruccio mio doc incolorito. Rientriamo in studio e vorrei capire dai ragazzi che significato ha per loro il 3 aprile. Partiamo da Mattia. Ma per me il 3 aprile ha un significato, diciamo, molto importante perché credo sia importante appunto avere una data che in qualche modo sia scritta e ci identifichi anche, no? Credo che questo sia molto bello, almeno a me piace, diciamo, l'idea di potermi identificare in una data e dire so che il 3 aprile è la giornata del Friuli. Federico. Sì, come ogni anniversario, no? È una data importante, una data da ricordare che serve soprattutto per in qualche modo fissare la propria identità, le proprie radici, quali sono, insomma, qual è stata la nostra storia. È una data anche da trasmettere, da far ricordare comunque a tutti quanti i ragazzi, a tutti quanti i giovani che appunto vogliono scoprire cos'è il friulano, che storia ha la terra da dove vivono, insomma, è importante. È importante, è importante. Desiree, per te? Per me mi fa rievocare, ricordare quella che è la nostra identità e ricordare la nostra autonomia, la nostra indipendenza, perché credo che queste parole in passato, ma credo anche nel presente e spero anche nel futuro, possano sempre essere ricordate perché hanno sempre caratterizzato la nostra patria, perché sento che siamo stati tutti un po' ribelli e abbiamo questa forza di volontà, per cui lo possiamo sentire oltre dalle storie che proprio noi
insomma, studiamo e cerchiamo di approfondire proprio perché effettivamente ci fanno ricordare, rievocare chi siamo e ci fanno ritornare uniti, una lingua che ci fa ritornare tutto in equilibrio, come la regione stessa secondo me lo è. Oh, che belle parole, poi insomma, che arrivano dai giovani, fanno sempre un grandissimo piacere. Allora, Federico è stato incaricato, è stato scelto dagli altri come volontario per raccontarci, devi essere bravissimo nella sintesi, devi fare un grandissimo esercizio di sintesi, nel raccontarci di questo canale Yupaltubo, perché il canale 1, ma i format sono tanti. Allora raccontaci un po', accennaci a quelli che sono i contenuti, come è organizzato questo canale. Inizio da quello magari un po' più importante, che insomma ci riguarda tutti, che sono i video speciali, no? Video speciali, che sono dei video appunto che noi facciamo per delle realtà territoriali che comunque sono importanti per noi. Abbiamo fatto un video per Atmo e abbiamo fatto un altro video che non dico di chi è perché deve ancora uscire, quindi lasciamo un po' di suspense. Certo. E poi ci sono i quiz mortali dove io e Mattia insomma siamo dispersi per i Friuli, siamo magari non sappiamo bene dove siamo e ci vengono poste delle domande, dei quiz, proprio come quiz mortale, ma in realtà non sono mortali perché siamo qua. Siamo sopravvissuti, ci sono poi dei video come Geo in Nature, dove vengono fatti appunto tratti delle informazioni geografiche su un po' sulla natura, su qualche cosa naturalistica particolare. Sbisica quelle grafiche di Fabio, che è un mago con il fotoritoco che fa un sacco di cose molto particolari, mette sul Cividale, Palmanova, fa una navicella spaziale con Palmanova, una roba un po' particolare. E anche questa allora da andare a vedere, sì. Poi Furlalenghe, che sono dei termini, delle parole che appunto non si conoscono, che magari non si sa della loro esistenza e che noi iniziamo e diamo un po', insegniamo insomma alle persone che guardano i nostri video, ricordiamo alle persone dei nostri video. Poi se i miei amici vogliono aiutarmi in questo momento, aiutatelo, coraggio, perché sono tanti format, giustamente sta andando a memoria. Abbiamo che storie? Che storie? È stato un format lanciato dall'altro Federico esatto. Benedetto, e che hai fatto anche tu dei video, Desiree, dove praticamente raccontiamo le storie appunto di determinati friulani che hanno fatto diciamo qualcosa di importante, oppure magari raccontiamo delle realtà che hanno segnato diciamo, un po' la nostra regione. Poi ci sono stati i vlog dove appunto io e Mattia ci siamo avventurati in delle situazioni, dei contesti particolari. Siamo andati al SUNS Europa 2 anni fa, al Mittelgang, e abbiamo fatto delle cose molto particolari, molto belle. Insomma, avete capito, i temi sono i più disparati, il filo conduttore è non solo il friulano, la lingua friulana, ma anche insomma, il territorio e tutto quanto c'è da conoscere, da scoprire, dalle bellezze naturalistiche alla storia, passando per i personaggi, no? Che hanno ognuno nel proprio ambito fatto grande il Friuli. Il linguaggio è quello dei ragazzi, è un linguaggio fresco, veloce. Questi format sono assolutamente per tutti, per ogni età, insomma sappiamo che anche i più grandicelli, i vostri, non so se avete parenti, nonni, che magari imparano anche loro qualcosa o si ricordano magari qualcosa vedendo questi video, quindi insomma è un progetto davvero molto interessante. Io vi ringrazio tantissimo, c'è la suspense adesso su questo nuovo progetto, siamo tutti lì pronti a cliccare per vedere quando sarà pubblicata anche questa novità. Faccio chiudere a William Cisilino per tornare alla festa di Tarcento domenica 7 aprile, qual è lo spirito insomma, con cui l'Arlef ha organizzato e pensato questa giornata di festa? Beh, andiamo in una terra che è culla della friulanità perché ha dato i natali a tante persone importanti, il primo di tutti Chino Ermacora, ma potrei fare un lunghissimo elenco e dimenticherei sicuramente qualcuno.
E poi è un po' anche un piccolo simbolo del plurilinguismo, perché nell'area tercentina tradizionalmente si parlava non soltanto il friulano, ma anche lo sloveno nelle zone più alte. Addirittura c'è un paese dove da un lato della vallata si parla friulano, dall'altro lato della vallata si parla sloveno. Quindi è un piccolo compendio di quel piccolo compendio che è il Friuli. E questo è insomma per raccontarvi in maniera davvero particolare, permettetemi di dirlo, questa giornata del 3 aprile, festa della Patria del Friuli. Io ringrazio tantissimo Desirée, Federico e Mattia. Ovviamente portate il ringraziamento e il saluto a tutti gli altri ragazzi della gang del vostro gruppo. Ovviamente siamo curiosi di conoscere anche i vostri futuri lavori. Ricordiamo, andate a curiosare, andate a guardarli questi video che meritano davvero, potete farlo anche attraverso il canale di Telefriuli, la TV dai Furlans, avrete accesso a tutti questi video. Per cui ragazzi, buon lavoro, naturalmente buona festa della Patria del Friuli, diamo l'appuntamento a Tarcento domenica 7 aprile, come abbiamo ricordato ci si ritrova a partire dalle 9:30, dalle 10 saremo anche in diretta su Telefriuli per seguire questa giornata importante. Grazie anche a William Cisilino, buon lavoro, perché insomma i progetti sono tanti, si guarda anche al futuro e alle nuove tecnologie, c'è molto da fare. Grazie ancora e buona festa della Patria del Friuli a tutti quanti.